of the Government of Lombardy, presidente del governo della Lombardia, non della regione Lombardia, della Lombardia. Quindi diciamo che siamo stati riconosciuti dalle Nazioni Unite come uno dei membri che partecipano alle Nazioni Unite stesse, quindi altro che il referendum sull'indipendenza. L'abbiamo già ottenuto il riconoscimento internazionale. Ovviamente è una battuta, ma è importante perché siamo stati chiamati al pari degli altri stati. La Regione Lombardia ha partecipato e ha detto la sua sulle questioni relative al clima, alla qualità dell'aria, tutte queste iniziative che abbiamo preso, che intendiamo prendere e che le Nazioni Unite hanno voluto ascoltare. Quindi una cosa molto importante. Ecco, prima di collegarci con te nella seconda parte invece di Rebelot, abbiamo sentito parlare della Catalogna, siamo collegati con il centro studi catalano democratico che ci spiegava quello che sta succedendo, ossia il governo spagnolo che ha impugnato il referendum e adesso ci si trova in un muro contro muro. In modo forse più attenuato, perché stiamo parlando di uno statuto speciale per quanto riguarda la Lombardia, ma c'è il rischio di trovarci a fare un muro contro muro anche per quanto riguarda questa richiesta? Ma sì, mi pare di sì, perché il governo spagnolo ha deciso di bloccare la consultazione referendaria spagnola, catalana, e quindi contrariamente a quanto ha fatto il governo inglese con grande lungimiranza, non bisogna aver paura del ricorso al popolo. La sovranità appartiene al popolo e quindi giudico molto negativamente questa decisione del governo spagnolo. Spero che i catalani vadano avanti, vadano fino in fondo, perché se una Costituzione vieta il ricorso al referendum, è la Costituzione che va cambiata, non il referendum. Ecco, e dicevo, da questo punto di vista c'è un rischio di un'opposizione del governo di Roma anche alla proposta di referendum per fare della Lombardia una regione a statuto speciale? Sì, il governo di Roma ha già impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge del Veneto, e per quanto riguarda la Lombardia mi aspetto che faccia lo stesso. Noi siamo impegnati a fare ovviamente il referendum, lo portiamo in Consiglio regionale, dobbiamo avere una maggioranza superiore a quella che abbiamo noi, 49 consiglieri, ne servono altri 6, ma dell'opposizione. Io penso che nessun consigliere regionale di qualunque partito sia possa opporsi al principio che vogliamo chiedere al popolo lombardo se è d'accordo su tenerci qua i nostri soldi. Sarebbe solo un atto di follia, di stupidità, non so come definirlo, no? Autolesionismo come minimo. Esatto, per cui voglio portare in Consiglio e far approvare questa mozione entro la fine dell'anno per poter indire il referendum, come dice la legge regionale, entro il 28 di febbraio e poi tenerlo in primavera dell'anno prossimo, magari in contemporanea con le elezioni del Veneto, così se anche loro lo fanno, se anche il Veneto riesce a farlo in contemporanea, diventa il referendum in contemporanea di Lombardia e di Veneto. Perché serve questo referendum? Chi dice ma non serve perché tanto i lombardi sarebbero d'accordo. Sì, però un conto è presentare un emendamento a Roma che dice la Lombardia diventa regione a statuto speciale. Che fine fa questo emendamento? Rimane nel cassetto del Parlamento e nessuno ne parla più. Un altro conto è invece tirar fuori il referendum, fare il referendum e dimostrare che su questa richiesta c'è il consenso dei milioni di cittadini lombardi. E allora questa proposta, questa richiesta ha una forza tale che neppure il Parlamento di Roma può fermare. Questa è la differenza fondamentale. In questo veramente ci si riallaccia anche alla questione catalana, di cui abbiamo sentito poco fa come le grandi manifestazioni abbiano creato poi un clima politico che ha reso l'indipendenza, in quel caso, un sentire trasversale, dove ormai chi vuole restare con la Spagna è una minoranza addirittura in Catalogna. Io però vorrei chiudere il capitolo indipendenza perché mi interessa sempre anche il capitolo che chiamo nel frattempo,
perché nel frattempo ci stiamo avvicinando a Expo 2015 e ho notato che insomma i lavori vanno avanti, però c'è un'attenzione in più, vista la situazione internazionale, c'è anche un'attenzione in più che hai richiesto, perché c'è un allarme terrorismo o quantomeno un'attenzione al fatto che questo sarà un grande evento internazionale in un mondo che si sta surriscaldando geopoliticamente. Sì, colgo l'occasione, parli di Expo, per non sottrarmi un commento su quella vicenda di oggi, che è l'avviso di garanzia che è arrivato da Andrea Gibelli, segretario generale della Regione Lombardia, che qualche sito le agenzie erroneamente collegano ad Expo. Non c'entra niente con Expo, è una storia vecchia ed è una cosa che è assolutamente ridicola. Riguarda un contratto fatto neanche dalla Regione, fatto da una società della Regione, per un contratto a termine con una persona per 29.000 euro lordi l'anno per 2 anni. Ok? È tutto regolare e francamente siamo tutti tranquillissimi. È veramente una cosa ridicola. Ovviamente i giornali enfatizzano la cosa collegandola erroneamente ad Expo, perché tutto fa brodo, no? Ma detto questo, che è veramente una cosa ridicola, ma i giornali si occupano solo di questo, non di problemi veri, io mi occupo invece dei problemi veri, ed Expo è una grande opportunità ma è anche un grande rischio. Per il terrorismo, sentivo oggi Alfano che diceva che sono transitati dall'Italia 50 combattenti. Ma come? Quando Salvini diceva fermate Mare Nostrum perché rischiano di venire i terroristi, e veniva attaccato come allarmista, non è possibile, i terroristi non vengono sui barconi. Adesso Alfano ammette che sono transitati in Italia 50 combattenti, come li chiama lui, cioè gente pronta a farsi esplodere, ad ammazzare, a tagliare la gola, e sono transitati in Italia. Dove sono andati? Sono ancora in giro? Io voglio saperlo, come governatore della Regione Lombardia. Io pretendo di sapere dal governo se questi 50 terroristi sono ancora in giro per l'Italia, e se anche sono andati all'estero non possono tornare. Non controlliamo più i confini, dove sono andati, chi sono, io pretendo di saperlo. È una cosa gravissima questa detta oggi. Naturalmente, siccome la dice il governo, va bene tutto e nessuno si preoccupa. Io invece mi preoccupo, sarò l'unico a lanciare l'allarme, ma lo voglio lanciare alto e forte. Io voglio sapere dal governo questi 50 terroristi dove sono finiti e che garanzie ho che non ritornino qua da noi in Lombardia adesso o durante Expo. Perché altrimenti, ragazzi, qui rischiamo tutti di finire male, perché il governo e la Commissione europea non sono in grado di controllare, e ne lo dicono apertamente, no? Dopodiché ci regoliamo, ma dare queste informazioni come se nulla fosse è invece una cosa gravissima, e aumenta il rischio, e ammette di fatto che quello che noi abbiamo denunciato si sta verificando. Io penso che sia una cosa così grave che il Parlamento dovrebbe convocarsi in seduta straordinaria, altro che rimanere lì a farsi le cose sul Jobs Act, importante per l'amor di Dio, ma qui stiamo parlando di 50 terroristi che sono venuti dentro. Secondo, l'altro allarme, l'altra preoccupazione è sulla sanità. È stato accertato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mi pare un organismo internazionale, ha stimato in oltre 1.400.000 i possibili casi di contagio del virus Ebola in Africa. 1.400.000, non 14 o 1.400, 1.400.000. Che sicurezza abbiamo che nessuno di questi venga in Italia sui barconi e andiamo noi a prenderceli nelle acque del Mediterraneo? Siccome Ebola è un virus che non ha una cura e ha una mortalità superiore al 50%, e siccome la maggior parte dei clandestini che arrivano vengono in Lombardia, io voglio essere come minimo informato, e invece non so nulla, il governo non ci dice nulla, non sappiamo nulla se non quando arrivano in stazione centrale a Milano, perché li vediamo fisicamente. È un'altra cosa assolutamente inconcepibile e inaccettabile. Non mi stancherò di denunciare questo fatto.
di lanciare questo allarme, pretendo che il governo faccia quello che deve fare, cioè governare questi fenomeni. Noi il 18 ottobre saremo in piazza a Milano per dire basta a Mare Nostrum, e io penso che tutti i cittadini di buon senso debbano venire, debbano essere presenti, perché si tratta di difendere la nostra sicurezza e la nostra salute di fronte ad un governo che chiude tutti e due gli occhi, peggio degli struzzi. Ecco, a proposito di salute, uno degli annunci che stanno prendendo piede con il governo della Lombardia, prima i fatti, ossia che già oggi 800.000 lombardi over 65 anni hanno già un'esenzione da ticket, però nell'ultima intervista hai detto che vuoi arrivare a ticket zero. Come si può arrivare a ticket zero? Ce lo puoi spiegare magari anche agli ascoltatori che non conoscono qualche tecnicismo del ticket? Ma è molto semplice, non è questione di tecnicismi. I ticket cosa sono? Sono un contributo che noi chiediamo, che le regioni chiedono, che la Lombardia chiede ai cittadini lombardi per prestazioni sanitarie pagate dalla regione Lombardia. Tu non paghi la prestazione, paghi un ticket che varia a seconda delle prestazioni. Tutti questi ticket in un anno hanno un valore complessivo che entra nelle casse della regione Lombardia di circa 500 milioni di euro, mezzo miliardo. Non bruscolini, quindi tanti soldi con cui la regione contribuisce a pagare le prestazioni sanitarie. Bene, con l'applicazione dei costi standard noi questi 500 milioni li abbiamo avuti in più rispetto all'anno scorso, perché siamo bravi, perché governiamo bene i conti. Questi 500 milioni in più mi consentono di ridurre i ticket azzerandoli, magari non in un anno facendolo ma in 2, e io posso farlo, e quindi perché no? Anzi, era uno degli impegni presi in campagna elettorale. Adesso che i soldi li abbiamo possiamo ridurre e azzerare addirittura i ticket per i cittadini lombardi. Abbiamo già cominciato a farlo, come hai detto. 800.000 lombardi anziani pensionati sono stati esentati dal ticket farmaceutico, ma io voglio arrivare entro un anno alla cancellazione dei ticket. La Lombardia deve essere ticket free. Perché possiamo farlo? Perché finora i ticket sono serviti non a pagare la sanità della regione Lombardia, ma a pagare i buchi nella sanità di certe regioni. Ebbene, i buchi nella sanità di certe regioni se le paghino loro. Non capisco perché debbano essere i cittadini lombardi a pagare questi buchi, no? Noi governiamo bene, non abbiamo bisogno dei ticket, e quindi io voglio che la Lombardia sia la prima regione ticket free. Se tutte le regioni facessero come la Lombardia e il Veneto, risparmieremmo oltre 20 miliardi di euro. Questo deve fare il governo: imporre alle altre regioni i sistemi che ci sono in Lombardia e in Veneto, e non tagliare i trasferimenti in modo indiscriminato. Spero che non lo faccia, ma se lo farà sarà una dichiarazione di guerra, quella del governo, e quindi ci comporteremo di conseguenza. Ecco, io volevo dedicare gli ultimi 2 minuti della intervista agli argomenti più spinosi. Il primo l'hai anticipato tu, era quello che riguardava l'inchiesta che vede coinvolto Gibelli. Insomma, abbiamo sentito il tuo chiarimento abbastanza netto. Ce n'era un secondo di argomento spinoso che ha creato un po' di isteria, ed è stato il voto ticinese nei confronti di Expo, che sostanzialmente dice che non ci saranno spese pubbliche della Svizzera nella partecipazione a Expo. Ci si può chiarire questo fatto che ha creato dell'isterismo, la Svizzera non viene ad Expo, rottura? Sì, sulla prima ho già detto, però voglio riconfermare che abbiamo fatto tutte le verifiche per questo avviso di garanzia su questi comportamenti tenuti dalla segreteria generale, e per noi è tutto regolare, assolutamente, non c'è nessun problema. Capisco l'atto dovuto dell'avviso di garanzia, ma primo, ripeto, non è collegato ad Expo. Secondo, si tratta di una cosa fatta non dalla regione, ma di una società partecipata dalla regione per un contratto di 29.000 euro lordi all'anno. Quindi di che cosa stiamo parlando? Per 2 anni, dopodiché finisce, no? Tutto regolare per quanto ci riguarda, quindi non c'è nessun problema, se non il fastidio di finire sui giornali per una roba che è una cosa ridicola.
Secondo, la Svizzera, il Canton Ticino ha deliberato questo, ma la Svizzera partecipa. La Svizzera partecipa, i soldi che il Canton Ticino doveva dare alla Confederazione, la Confederazione li prenderà da un'altra parte, però la Svizzera partecipa. A me dispiace questa cosa, rispetto naturalmente la decisione del popolo ticinese, perché il principio è che il popolo che si esprime ha sempre ragione, anche quando ha torto, e quindi lo rispetto. Mi spiace perché avevo in animo di concordare con i vicini del Canton Ticino alcune iniziative assieme per Expo, perché i milioni di visitatori che arrivano a Milano io voglio che vadano in giro per la Lombardia, che vadano a vedere le nostre bellezze, a gustare le nostre bontà, a vedere i laghi, le nostre montagne, le pianure, le opere d'arte. E il Canton Ticino, che fa parte della Regio Insubrica, assieme alle province di Varese, Como e VCO, era destinatario naturale di queste iniziative. E adesso però, se dicono di no a Expo, io i soldi della regione li metterò solo per i territori lombardi. Non posso, mi spiace davvero, perché avevamo delle belle cose in mente, ma vista la decisione, vabbè, poco male, vuol dire che ci saranno più risorse per i nostri bellissimi territori lombardi. E soprattutto non cambia niente per quello che è invece i fondi che arriveranno a Expo e quello che sarà poi la realizzazione dell'evento. Roberto, noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo con il proseguimento di tutte le storie che oggi abbiamo annunciato, più altre ancora, e per il momento ti ringrazio molto per la tua disponibilità. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie mille Roberto Maroni, che ci accompagna alla chiusura di questa nostra puntata di Rebelot, dove abbiamo parlato un po' di tutto. Siamo andati in Catalogna, siamo andati in Lombardia, abbiamo parlato della manifestazione del 18 ottobre, ne abbiamo parlato, Roberto? Abbiamo detto? Ci siamo ricordati? Ah sì, è vero, quasi dimenticavamo. Il 18 ottobre c'è la grande manifestazione in Piazza del Duomo. Non fatevi ingannare dal fatto che, siccome lo sto ripetendo per la 100.000esima volta, magari la mia voce non risuona esattamente come la prima volta che ve l'ho detto, perché comunque è un momento importantissimo, una marea di persone per sommergere Mare Nostrum a Milano il 18 ottobre. Stop invasione. Al 346 64 27756 potete continuare a mandare i messaggi in cui ci dite chi siete, che vita fate, insomma una pennellata di voi e l'impegno. Ci sarò il 18 ottobre a Milano contro Mare Nostrum. La puntata di Rebelot, come potete notare dalla sigla, sta finendo. Dopo Rebelot c'è Leo Siegel con il filo diretto. Dopo Leo Siegel c'è il punto e basta di Pierluigi Pellegrin. Io ringrazio Roberto Colombo che mi fa i mimi dietro il vetro e così mi aiuta a non fare strafalcioni nella scaletta. Dal Marco Pinti per questa sera è tutto. Ci sentiamo domani alle 4:30 con Rebelot. Ciao! Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue.